Quarta corsa, categoria G per cavalli anziani, 7 dietro le ali dell'autostart, 1 Entomo Jet Antonio Di Nardo, 2 Ulisse Leo Sandro Miraglia, 3 Cleopatra Mark Marco Volpato, 4 Danilo AG Edoardo Baldi, 6 Amore Stecca Roberto Faticoni, in seconda fila 7 Dobardaghi Giorgio Cassani, 8 Chance Joyeuse Nicola Salacone. Favorito addirittura 1,45 ora Entomo Jet, che è il cavallo da battere. Le alternative: Cleopatra Marca 4,25, a 7 Danilo AG, a 12 Ulisse Leo. Quando l'autostart raccoglie i partecipanti lungo la curva di sinistra, inizia a prendere velocità per il lancio, si ritrae dal 6 Amore Stecca e si parte con gran lotta per il comando. Entomo Jet prova a rientrare a tutti, prende in mano Ulisse Leo, fa lo stesso a Danilo AG, prova a insistere Cleopatra Mark. Sulla prima curva Entomo Jet in vantaggio, Cleopatra che cerca posto in seconda posizione alle spalle del leader e la trova avanti ad Ulisse Leo. Quarta posizione per Danilo AG che precede Amore Stecca, quindi ancora Dobardaghi, Chance Joyeuse, 200 metri in 14,4 per Entomo Jet che ha preso la testa e ora gradua. Cleopatra Marchi in seconda posizione, in terza Ulisse Leo, in quarta Danilo AG, mentre avanza all'esterno Dobardaghi che risale dopo 400 metri passati in 32. Si va sulla curva di sinistra, affrontata per la prima volta con Entomo Jet leader ora a ritmo blando, Dobardaghi che risale praticamente senza spesa sulla frazione operata in 16,2 dal leader e si viene al passaggio davanti alle tribune. Entomo Jet in vantaggio, Cleopatra Mark seconda alla corda, al largo Dobardaghi, va a prendere la seconda pariglia esterna Danilo AG, chiudendo in corda Ulisse Leo, poi Amore Stecca alla retroguardia Chance Joyeuse. 1-1-3 per la metà gara sul piede dell'1.16,5, Entomo Jet sempre leader, al suo esterno Dobardaghi prova ad impegnarsi, in corda c'è Cleopatra Mark che precede Ulisse Leo, chilometro in 1.16,6. Entomo Jet sempre in vantaggio, Cleopatra Mark nella sua scia, Dobardaghi che prova ad avvicinarsi al largo ma per il momento non riesce ad arrivare a pungolare il battistrada che ora allunga sulla retta opposta alle tribune, 14,7 di frazione. È sufficiente per mettere in difficoltà Dobardaghi. Cleopatra Mark lungo la corda, anche lei per il momento non riesce a tenere il contatto con il leader che va in fuga, sposta in terza corsia Danilo AG all'ingresso della dirittura d'arrivo. Entomo Jet vi entra con 3 lunghezze nei confronti di Cleopatra Mark e Danilo AG che sprintano a centropista. Entomo Jet in vantaggio, arriva fortissimo Danilo AG, Entomo Jet in vantaggio, Danilo che ci prova, Entomo è fermo, arriva Danilo ma arriva anche il palo a salvare Entomo Jet al secondo Danilo AG, al terzo Cleopatra Mark. 30 ad arrivare, con 15,3 la retta d'arrivo, gli ultimi 50 metri in apnea, ma la sofferenza di Entomo Jet vale la vittoria. Antonio Di Nardo scappa sulla curva e la vince lì. Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia Fami, vittoria del figlio di Igor Font che si impone in questa prova con mezza lunghezza nei confronti di Danilo AG che sprinta forte per il secondo. Al terzo Cleopatra Mark in numeri 1-4-3, il probabile arrivo della quarta.